Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Arrivano novità sulle condizioni delle 6 persone rimaste ferite ieri a Caltagirone mentre erano seduti in un bar quando un'auto le ha travolte. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi lesioni e la prognosi massima è di 40 giorni. Lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo ha riaperto la discussione sulle pene per coloro che commettano violenze sessuali. La Lega Sicilia torna a proporre l'introduzione della castrazione chimica lanciando una raccolta firme. Al via da parte della Regione l'erogazione di 17 milioni di euro per il bonus affitti in Sicilia. Dalle 9 di lunedì prossimo alle 18 del 20 ottobre 2023 sarà possibile richiedere tale contributo. Percorsi e avventure inclusivi, promozione dei prodotti locali, ospitalità ed escursioni in bici sono questi i temi dei 28 progetti finanziati in 3 anni per un totale di 2,9 milioni di euro nell'ambito del GAL Valle del Belice. E chiudiamo con il meteo. Per la giornata di domani previsto bel tempo su quasi tutta la Sicilia, ad eccezione delle zone interne del Catanese e del Ragusano, dove potrebbero presentarsi nuvole e deboli piogge. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.